Per chi lotta contro la leucemia questa è una grande speranza. La più grande speranza è il messaggio di forza che dobbiamo trasmettere a chi ha questa patologia e chi deve fare di tutto per venirne fuori attraverso la medicina, la ricerca, ma anche lo spirito e l'animo che vive dentro di noi. E quindi questo è il nostro messaggio: donare per salvare più vite possibile e trasmettere forza per poter affrontare queste situazioni difficili e poi vivere la vita magari ancora meglio di prima. Il ciclismo è in sintesi la metafora della vita, si lotta per conquistare degli obiettivi, a volte ci si riesce, nella maggior parte dei casi non ci si riesce, a volte il percorso è costellato di insidie, di problemi che possono essere accostati alle cadute, agli incidenti che ci sono nel ciclismo, e un ciclista cosa fa? Si rialza e prova a ripartire. Credo che sia questo, in sintesi, la ragione principale per cui comunque, nonostante i tanti problemi che hanno afflitto il ciclismo negli ultimi decenni, nonostante spesso una pubblicità che non è certamente una pubblicità positiva, però c'è tanto amore intorno al ciclismo. E fa piacere che soprattutto il ciclismo sia, diciamo così, da traino per tutto il mondo sportivo quando si parla e quando si cerca di sensibilizzare le persone a fare qualcosa di importante per chi ne ha bisogno, in questo caso per la ricerca, per cercare di ridurre sempre più quella percentuale ancora sempre più bassa ma comunque ancora alta di chi purtroppo non ce la fa. La ricerca è importante e sostenere questa ricerca è più che mai fondamentale. Quest'anno abbiamo voluto dedicare il tour alla nostra terra e al vicino Trentino. Abbiamo segnato un circuito secondo me molto bello. Partiremo da Vazzola e passeremo per il Ca del Poggio e andremo nelle zone del Prosecco fino a Bassano nella prima tappa. Poi andremo da Bassano a Lazzise e Bardolino nel lago di Garda attraversando la Valpolicella. Poi faremo un piccolo trasferimento alla Vis dove ci ospiteranno dei masi locali, dove ci ospiteranno i loro masi, e lì dormiremo e faremo una serata di beneficenza. Faremo appunto tutte le zone da Moena a Vigo di Fassa fino a Canazei. Lì dormiremo un'altra notte e poi l'ultima tappa, forse è quella più suggestiva, faremo il Passo Fedaia, Margaciapella, scollineremo giù fino a Belluno per fare poi San Boldo e arrivare all'apice della fatica nel muro del Ca del Poggio, con una festa finale di RTL che andrà a chiudere le nostre 5 giorni impegnativa. E quindi vi invito a seguirci da vicino sulla nostra pagina Facebook, dove avremo i live e gli aggiornamenti di tutto il nostro tour. Cercare di convogliare le forze di tutti e l'attenzione di tutti in questi momenti è fondamentale, è importante che tutti sappiano quello che si può fare, magari anche con poco, ma questo poco sommato con tutte le persone che lo possono fare magari può fare la differenza. Con me verranno amici, in primis il nostro grande capitano Mauro D'Adalto, si sono aggiunti Federico Spinazzè, tutti gli amici, siamo 15 in bicicletta quest'anno dai primi 5 che eravamo nella prima edizione, più a seguito 18 amici tra famiglie e figli, quindi una carovana di 35 persone che secondo me sarà un'esperienza ancora più bella dello scorso anno, perché la famiglia si è ingrandita, come si suol dire, quindi questo è un segnale di forza e di grande vicinanza verso questo progetto. Sicuramente la ricerca è fondamentale, soprattutto perché al giorno d'oggi grazie alla ricerca e grazie alla medicina riusciamo anche a risolvere piano piano delle problematiche che tanti anni fa non riuscivamo neanche ad affrontare, e quindi la ricerca è davvero fondamentale in questo campo. Il messaggio è uguale, l'abbinamento tra il ciclismo e comunque la lotta di questo problema tra le leucemie è lo stesso, è il combattere, è il lottare, quindi è una causa giusta, quindi l'abbinamento tra la leucemia e comunque sia il ciclismo è un connubio giusto. Abbiamo la possibilità, tramite la presenza, di dare un contributo a queste iniziative. Penso che va aiutata la ricerca, va aiutata soprattutto queste iniziative che danno la possibilità di contribuire nel nostro piccolo
alla ricerca. Come hai fatto a coinvolgere il celebre cantante Ron che il 30 giugno inaugurerà la Kermesse con un concerto in piazza Vittorio Emanuele a Vazzola? Beh, questo è una delle nostre grandi, più belle soddisfazioni di questo format. Lo avevo contattato durante Sanremo, sono stato illuminato da quel pezzo che ha portato, dedicato a Lucio Dalla, uno suo inedito, e secondo me sposava in pieno il nostro progetto. Abbiamo fatto la proposta e ci ha risposto subito con un sì, fissando la data del 30 giugno in piazza Vittorio Emanuele come unica data al nord Italia, quindi nel suo tour c'è anche il suo concerto in quella sera che spero sia magica.